Assessore, domani grande festa del volontariato, quante persone sono attese, quali sono le novità di quest'anno? Ma normalmente alla festa del volontario di protezione civile partecipano circa 3.000 volontari sui 10.000 totali circa. E quindi io mi auguro che anche domani in Fiera Udine dalle 10 in poi avremo una massiccia presenza dei nostri volontari e la loro festa lo facciamo per ringraziarli dell'attività che hanno svolto durante quest'anno, per fare il punto e fare un bilancio dell'attività svolta, sia in termini di formazione che di interventi. Quest'anno ricordiamo Amatrice e quindi tutta l'attività che abbiamo svolto fino a quasi fine ottobre nel campo di Amatrice, e sarà anche l'occasione per parlare di piano tecnico, di ciò che è stato previsto con gli atti di iniziativa giuntale e con il bilancio a beneficio di tutte le comunità del Friuli Venezia Giulia. Un momento importante, un momento di festa.